Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Sono le 7:30. Va ora in onda la rassegna stampa. Ma l'hai chiusa la porta o è aperta? È aperta la porta, no? Non so neanche io se è il caso di lasciarla aperta, perché ho sentito dire che c'è Conte che gira bussando e chiedendo dolcetto o scherzetto. Attenzione, io non lo so. Se arriva non aprigli, cuccati il dolcetto da lui. Se ce l'ha, non lo porta il dolcetto, Conte. Il dolcetto è la sorpresa che ti fa perdere le elezioni, no? Quindi, buongiorno, 7:30 in punto. Uella, siamo puntuali, neanche un po' in ritardo. Buon mattino da Sammy Varin, benvenuti su Radio Libertà. Siete svegli? Attenzione, è il 31 di ottobre 2024, Halloween, ma soprattutto i santi, i morti, mi raccomando, ok, le tradizioni americane, ok, i nostri figli, i nostri nipoti si devono divertire, ma facciamoli anche pensare. E oggi anche Samognosse, certo, la festa celtica, ricordiamo tutto questo con qualche parola ogni tanto ai nostri figli, ai nostri nipoti. Poi certamente oggi, mi raccomando, tutti quanti a fare la pericena con delitto o la cena con delitto, che costa un po' di più, costa un po' troppo. Mai come quest'anno ci sono cene con delitto, ti faccio fuori ma paga, cioè tutte ste cose, ma giuro, e la gente ci va, perché a un certo punto se ci vanno gli amici che faccio? E non vado alla cena con delitto e non muore mai nessuno, altrimenti non morisse mai nessuno, ragazzi, o l'escape room, che io rimango sempre chiuso dentro. Mi devono venire a cercare, ragazzi. Non ci entro più in quelle robe lì. No. Sì, bene, buon Halloween. Ok, d'accordo. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno Davide, sveglio e allerta, ma soprattutto buongiorno a chi ha scelto, ma non ha fatto apposta, Radio Libertà. Già, perché la rassegna stampa di Sammy Varin è un po' diversa dal normale, lo dico subito, non pensate di essere qui paludati, tutti seri, no? Cerchiamo di sdrammatizzare il dramma che sto per raccontarvi, l'apocalisse a Valencia, robe bruttissime che però ci devono far pensare. Uno dice, ma allora sarà davvero il caso di mettere il cappotto alla nostra casa, e di cominciare a andare a batteria in automobile? Io lo dicevo prima a Davide, ma io lo farei sta cosa, cioè se gli amici del meteo, gli esperti meteo ci dicono: cara Europa, se rifai tutti i cappotti alle case, se vai a batteria, va bene, ti fai il girettino e per dopo 100 chilometri rimani a secco, devi star lì a spare di nuovo il pieno. Se fai tutte queste cose e quando piove non si allaga più la tua casa, ma senti, un pensierino io ce lo fa. Chiaro che deve pagare l'Europa, chiaro che rifacciamo i cappotti davvero, andiamo tutti quanti a batteria, diventiamo verdissimi. Però non deve più allagarsi la casa, non devono più avvenire queste cose pazzesche come in Spagna, apocalisse di pioggia. Guarda, te lo inquadro già, il Corriere della Sera, Spagna, apocalisse di pioggia, in 8 ore le precipitazioni di un anno, i sopravvissuti in trappola come topi, Sanchez, non uscite, l'allerta a Barcellona. Oltre 90 morti, decine dispersi, non si sa quanti siano i dispersi. La regione di Valencia è devastata. L'allarme sarebbe stato dato in ritardo. E guardate questa immagine, signori, è pazzesco. Decine, centinaia di auto accatastate in una via di Valencia. Allora, se noi ci mettiamo a fare i green
e non avvengono più questi disastri, ma io sono pronto a questo punto, però ce lo devono assicurare, perché dall'altra parte del mondo, in India, in Cina, se ne fottono assolutamente del green. E allora uno dice, ma se dall'altra, allora succedono solo dall'altra parte del mondo questi guai, no, peggio per loro, ma a un certo punto dovevate pensarci. Se succede così, tu sei un po' egoista, Sammy Varin, questa mattina. Questa notte arriverà la tua nonna a tirarti i piedi. No, lo sapete che il 31 è così. I nostri morti cercano di parlare, di far vedere che ci sono ancora noi vivi. Però qualcuno mi dica se è d'accordo con queste mie meditazioni mattutine. Sono l'unico pirla che vi dice queste cose alle 7:35. Buongiorno ancora una volta. Chi a casa, chi mi ascolta dal televisore, canale 252, chi è già in giro per lavoro. Per oggi è giovedì e domani è il 1 novembre e quasi tutti sono in vacanza. Dai, insomma, siate felici. Buongiorno a chi ci segue quindi dall'auto, dalla banda DAB dell'autoradio in tutta Italia. Potete girare tranquillamente, scendete verso Roma, andate a Napoli, non ci credete, scendete giù verso la Sicilia, assolutamente, occhio che il ponte non c'è ancora, ma Radio Libertà si sente in tutta Italia nella banda DAB dell'autoradio, che non è una roba di internet, è una banda di ricezione normale come fosse l'FM, solo che si chiama DAB. Buongiorno a chi ci ascolta da Facebook e da YouTube. Certo, siete in tantissimi sulla pagina dei celoduristi di Lega Salvini Premier, EILA. Buongiorno a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul cellulare. Bravi, ve lo dico da un po' di tempo, lo avete fatto e sta diventando una piccola moda. Io devo ringraziare i tanti che stanno spargendo la voce, e colleghi di radio, ma anche amici leghisti storici che spargono la voce ai loro amici dicendo: "Uè, sentite su Radio Libertà Sammy Varin con la nuova rassegna stampa". Effettivamente è un po' un esperimento particolare questa cosa. In un momento storico come questo hanno collocato Sammy Varin a fare la rassegna stampa di Radio Libertà. E Giulio Cainarca che fine ha fatto? Giulio Cainarca si è spostato un po' più avanti con una trasmissione bellissima che si chiama Auto da Fè, intorno alle 10, e che ogni giorno allarga lo zoom su un argomento in particolare, facendo interviste molto importanti. Seguitelo anche quest'oggi. Dopo di me, chiaramente, c'è anche il nostro direttore Sallusti alle 9:30 con il suo editoriale Liberamente, e poi oggi è giovedì, arriverà anche Feltri. Vedremo quale sarà il bamba della settimana con il grandissimo Vittorio Feltri. Controinformazione pura, certo, che faccio in questa rassegna stampa a ritmo di disco dance anche con voi ascoltatori, quindi potete già inviare i vostri WhatsApp al 340 6709 659, perché vi dicevo è una rassegna stampa fuori dal comune. Io leggo i titoli dei quotidiani, ma siete voi stessi che li commentate in tempo reale e mi dite anche le vostre dritte sul quotidiano preferito che volete vi legga in particolare, perché dopo le prime pagine io entro all'interno. Quindi tramite il 340 6709 659, come si faceva nelle vecchie radio anni 70 e 80, mi fate le vostre richieste, non musicali, ma di quotidiani. Poi se volete li potete anche dedicare. Questo lo dedico al mio amico comunista, così impara e dice: mi raccomando, non odiamo chi non la pensa come noi, Gli americani insegnano, proprio qua in Italia siamo proprio quelli giusti, è vero. Attenzione, chiaramente poi dopo le 9 apriremo anche le linee con il vecchio telefono allo 0292947222, sentirò anche le vostre voci. Ma siamo ancora fermi sul Corriere, Spagna, apocalisse di pioggia, violenza e giudizio storico. A proposito
di quanto accade in Medio Oriente e Israele, c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, ma poi ancora sulla Spagna le voci degli italiani in Spagna, venti furibondi e fango ovunque, è corsa ai viveri, la depressione, la famosa goccia fredda e le alluvioni, si parla dell'evento meteorologico che ha colpito la Spagna, la tentazione del Movimento 5 Stelle, basta accordi con il PD. Uè, attenzione, perché se questi non fanno accordi col PD, davvero vengono a bussare nel centro. No, dai, non sto scherzando. Non fare Mago Varin che poi ci azzecchi, caro Semmi, poi ci azzecchi. Va bene, lasciamo stare. Non ci pensiamo neanche a questa cosa, eh. Basta accordi col PD perché portano sfiga, andiamo nel centrodestra, lo facciamo perdere. L'intervista con Bonaccini quest'oggi, ma c'è ancora Bonaccini. I Dem crescono, vanno attratti i voti moderati. Sì, come no. La surrogata in Argentina. Questa è una notizia che appare su gran parte dei quotidiani. È stata bloccata una coppia italiana, ma i due uomini, perché sono due uomini che si sono comprati un bambino, non sono in arresto. Perché? Perché la colpa l'hanno data alla tratta di queste giovani bisognose che le giovani sono attratte dai soldi perché hanno bisogno di soldi e decidono di vendere il loro bambino, vendere per soldi, signori, e quindi questi poveri italiani sarebbero vittima di questa tratta. Ma che cazzo state dicendo, ragazzi? Questi si sono tirati fuori i soldi, hanno pagato la ragazzina per avere una bambina, ma guarda un po', e hanno beccato questi due omoni con una signorina con una bambina, e la signorina che stava stranamente lontana dalla bambina, e la bambina era nelle mani degli omoni. Gli è sembrato un po' strano ai gendarmi dell'Argentina una scena del genere, è vero? E adesso, naturalmente, soprattutto sul Corriere, su Repubblica, sono tutti preoccupati per questi omoni che si sono comprati la bambina, chissà cosa gli succederà. Il nonno che balla, questa è una figura che avete visto sicuramente su TikTok, sui social, eccetera, ha fatto molto, molto, molto pensare. Il nipotino morto in un incidente in Vespa, era in giro in Vespa, un'auto non ha rispettato lo stop e quello è morto. E il nonno che si è messo a ballare davanti alla bara del nipotino. Il caffè di Massimo Gramellini scrive appunto il nonno che balla. Più di un lettore mi ha scritto per commentare con toni indignati il video di quel nonno di Castelfranco Veneto che si dimena al suono di una musica sincopata davanti alla bara del nipote, caduto in un incidente stradale. La morte ci fa paura, soprattutto la nostra, e i funerali riflettono questo tabù non più con i pianti dirotti e le vesti stracciate, ma con una maschera di silenzio sotto la quale ciascuno è libero di pensare ai fatti propri. L'unico principio che andrebbe rispettato nei funerali come nel resto è la buona fede. Puoi fare quel che ti pare entro certi limiti, a condizione che tu ci creda davvero. E il nonno di Castelfranco non solo dà l'impressione di crederci, ma pare evidente che quel ballo forsennato è il suo legame invisibile con il defunto, innamorato della musica techno, esattamente come la danza solitaria di quel signore di Biarritz davanti alla bara della compagna, che però mise d'accordo tutti perché era un romantico swing. A chi lo giudica da fuori, il nonno di Castelfranco potrà anche sembrare un po' sopra le righe, ma ognuno di noi reagisce al dolore del distacco come sa o forse come può. Anche le parole che ha urlato sopra la bara: vola, ora sei libero, vivere, vivere, vivere. A qualche lettore sono sembrate retoriche ed eccessive, mentre a me piace interpretarle come un modo socratico di concepire la morte, non la fine di tutto, ma il passaggio verso un'altra condizione, diversa da questa, ma non necessariamente peggiore. Così Massimo Gramellini sul Corriere, il nonno che balla, e all'interno del quotidiano Il Corriere, a pagina 20, si intervista proprio
questo nonno che si è messo a ballare, è una scena che dovete assolutamente vedere se non l'avete ancora vista, davanti alla bara del nipote, e nell'intervista dice che lo ha fatto perché ballavano insieme, perché lo accompagnava in discoteca. Il nipotino era giovane, aveva 15-16 anni e tornerà ancora a ballare perché sa che suo nipote lo vedrà e ballerà insieme a lui. Lasciamo il Corriere e chiaramente sentiamo sempre i vostri giudizi anche su questo, al 340 6709 659. Così si esorcizza la morte o si fa soltanto un brutto spettacolo? Sappiamo che in molte zone d'Italia la morte si esorcizza anche così, facendo festa, mangiando e bevendo ai funerali. Io personalmente sono d'accordo, vi devo dire. Secondo me alla fin fine è una liberazione in tutti i sensi. Alcuni poi hanno rotto anche le balle tanto in vita, si scherza, of course. Però un festino alla mia morte ve lo lascio fare, cari ascoltatori. O magari appunto una telefonatina in radio per fare un po' di casino. Dopo apriamo le telefonate. Andiamo su Repubblica, anche qua signori, l'apocalisse di Valencia, la tempesta che si chiama Dana provoca 95 morti, decine di dispersi, polemica per la mancata allerta e il ritardo dei soccorsi, strade irriconoscibili, mutate in letti torrentizi sconvolti da rapide gonfie di cassonetti per l'immondizia, montagne di carcasse d'auto e di camion naviganti alla deriva nella corrente simili a zattere risucchiate in un gorgo, alberi abbattuti dalle trombe d'aria, scagliati lontani nel vento come foglie secche ammassati a centinaia. Sembra una poesia del Foscolo o di Leopardi, invece è Giampaolo Visetti inviato a Valencia. Lo sciopero contro la manovra, Repubblica lo scrive bello in grande, sia ben chiaro, conti pubblici, sciopero contro la manovra, CGIL Will in piazza il 29 novembre, magari per festeggiare anche come perderanno in Umbria e in Emilia Romagna. Landini attacca, misure ingiuste e pericolose, Salvini, sindacati ridicoli, l'Istat nel terzo trimestre il PIL si ferma, l'Italia crescita zero, questa non è una cosa bella, va meglio l'economia degli altri paesi europei, sai che roba. Meloni, Albania, propaganda dai giudici, attenzione, si è fatta sentire ieri da Vespa prima e dopo e ha parlato male dei giudici ormai è tutto il centrodestra che parla male di questi giudici. E adesso che succede, ragazzi? Perché prima o poi con questi giudici qualcuno ha a che fare certamente, e accelera sul decreto. Allora, in piazza il 29 novembre, ma che giorno è? Un venerdì per caso? Lo sciopero generale di 8 ore è stato indetto da CGIL Will contro una manovra considerata inadeguata, ingiusta, pericolosa. L'annuncio arriva dai segretari generali Landini e Bombardieri, convocati per martedì a Palazzo Chigi, disponibili a fermare lo sciopero solo se saranno accolte le nostre richieste. Salvini, sindacati ridicoli. Intanto la crescita dell'Italia secondo l'Istat è ferma, il PIL allo 0,4%, meglio gli altri paesi europei. Accelerazione della Premier Meloni sul decreto Albania, dai giudici solo propaganda. Solo un titolino piccino picciò sull'automotive, governo Stellantis. Che è successo? Botta e risposta, non c'è stata nessuna risposta, nel senso che il capo di Stellantis, Leminga, arriva e siamo piuttosto arrabbiati, e ne parliamo proprio alle 8:45 di questa mattina con il senatore Bergesio. Ieri a Camere riunite si è parlato proprio del futuro di Stellantis nel nostro paese, solo che il capo e il can non c'era. E uno dice, ma scusa, ma dopo tutti i soldi che vi abbiamo dato, almeno parlare con la Camera e con il Senato del futuro della tua ditta? Ho già detto quello che devo dire. Ma, anche perché non è una dittarella piccolina Stellantis, è il primo datore di lavoro privato in Italia, capito? Cioè, ancora più di Berlusconi.
Sì, adesso abbiamo un cavaliere in più, va bene, poi ve lo dico, certo, andiamo avanti, presto che tardi, la stampa, buongiorno a chi ha acceso in questo momento la radio, cosa avete fatto fino adesso? 7:49, c'è Sammy Varin in diretta su Radio Libertà, buongiorno a tutti i social collegati con noi, tanto ci bloccheranno anche quest'oggi per un motivo o per l'altro. La stampa, Apocalisse a Valencia, la stessa foto praticamente, ma che fa veramente impressione, l'uragano che ha sconvolto la Spagna, 95 morti accertati, ma ci sono decine di dispersi, non si sa quanti, polemiche sulla mancata allerta, paura a Barcellona. Di spalla però il femminicidio e la tortura di Aurora, appesa al balcone, le botte del fidanzato l'hanno fatta cadere. Ma cacchio, ma quello c'aveva 15 anni, 16 anni, non è possibile che a quell'età già si voglia ammazzare così la tua fidanzatina, già ti prendi un amore che non deve essere così, ma a 15 anni si pensa ad altro. No, questo è un segnale pericolosissimo, un segnale che mi arriva anche dalle maestre, dalle professoresse di scuola, quelle delle medie, ma anche quelle delle elementari, signori. Mi dicono che i bambini delle elementari non ti ascoltano più, non hanno più voglia di sognare. La maestra delle elementari, la magia della maestra è quella di sapere ancora attirare l'attenzione dei bambini, raccontando storie e facendogli illuminare gli occhi. Ecco, una maestra proprio ieri mi ha detto: gli occhi dei miei alunni non si illuminano più. E questa è una delle frasi più brutte che potrei ascoltare da una maestra che ha una certa età e sta per andare in pensione, ma non riconosce più quei ragazzi, quei bambini di prima, seconda, terza, quarta, quinta elementare. Non sono più i bambini di un tempo. Guardate che è un allarme potentissimo che dobbiamo ripetere ogni giorno per noi genitori, per voi nonni, e non dobbiamo rinunciare all'imprinting di far sognare ancora questi bambini, di far sorridere ancora, di riuscire ancora a regalargli un'emozione attraverso le nostre parole, l'insegnamento, saperli ancora stupire. E sono parole pesantissime, lo so, e ne vediamo purtroppo la cartina di tornasole in questi giovani che già si ammazzano a 12, 13, 14, 15 anni. Non è pensabile una cosa del genere, ma purtroppo ci stiamo abituando anche a queste notizie. Ditemi la vostra, se sto sparando cavolate ditemelo. Io ho una radio, un microfono in mano e chiaramente ne approfitto, ma ce lo avete anche voi questo microfono, inviando i vostri messaggi al 340 67 09 659, soprattutto voi genitori, voi nonni e nonne, so che siete tantissimi. 340 67 09 659. Che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi? E poi certo la sfiga sulla stampa, vuoi che non ne parli? Crescita, l'Italia si è fermata. Ale, manovra, sciopero dei sindacati, auto, botta e risposta tra governo e Stellantis. Nel terzo trimestre il PIL italiano è rimasto invariato. L'obiettivo dell'1% di crescita, ciao, è lontanissimo. E poi il caso Federico Capurso con i migranti, la Lega vuole la riforma anti-Europa. Sì, certo che la vogliamo. Mentre Giorgia Meloni difende il protocollo con l'Albania scommettendo sul suo funzionamento, governo e parlamentari sono in agitazione. Il decreto è stato trasformato ieri in un emendamento, ma è chiaro, scusa, a questo punto è davvero una guerra contro certi magistrati. Il problema è che qualcosa mi dice che vinceranno loro. Porti una sfiga, Sammy Varin. Cosa c'ha? Mattia Feltri sulla stampa, con filosofia, il suo buongiorno, cita il bravo Angelo Bonelli, leader dei Verdi, che non si abbatte per la sconfitta in Liguria. Le elezioni sono fatte così, ha detto, una volta si vince, una volta si perde. I love you, Bonelli, I love you. Però vanno forti, sti Verdi, li pensavamo morti. Adesso con sta Salis sono ritornati di moda e viene anche un po' voglia, e quando non vuoi
puoi rispettare le regole quando ti fanno incazzare queste leggi? Ce ne sono un po' che fanno arrabbiare, che ne so, adesso esce il nuovo codice della strada e tutti voi che vi siete comprati col cavolo che avete avuto gratis il monopattino dal Movimento 5 Stelle, tanto adesso non va più perché ormai sono passati anni, la batteria non tiene più, e adesso dovete mettere le frecce, il casco, la targa, l'assicurazione, questa è tutta gente che adesso voterà a sinistra, AVS, chiaro, Bonelli, Frattoiani, Sales, questi faranno il pieno di voti perché io non voglio rispettare la legge, assolutamente no, voglio occupare case, voglio tanti immigrati che mi facciano il couscous quando lo chiedo. Santa polenta, veramente, polenta taragna, of course. Poi ve ne parlo, questa mattina è partito proprio ieri un festone nella Bergamasca, ragazzi, che dura fino al 2 di novembre. Zitto, Sammy Varin, vai sul Resto del Carlino, caso Stellantis, tutti contro Elkann, bravo, ne parliamo alle 8:45, signori. Arriva il senatore Bergese e ci spiega, c'era anche lui ieri a commissioni riunite, tutti aspettavano Elkann che il cavolo non c'era. L'amministratore non andrà alla Camera, ma chiama il presidente Fontana. Il più buono di tutti, ragazzi, il mio fratello gemello, quando l'hanno fatto presidente della Camera, io ero qua a fare il trenino con tutti i registi dietro a me, è incredibile, facevo un festone, eccetera. Da quando l'hanno fatto presidente della Camera non ha più parlato. E lo capisco, perché uno con quelle idee così variniane e posso capire, però mi è dispiaciuto un pochettino, chiaro che se avesse parlato veniva fuori un casino della miseria, quindi hanno parlato gli altri per qualche settimana dicendogliene di tutti i colori, perché c'ha certi pensieri che magari abbiamo tutti noi, no? E li ha esternati nella sua vita. Poi è diventato presidente della Camera, non ha più potuto farlo, non ha più voluto farlo, anche per rispetto, e questa alla fine è stata una cosa molto bella. Capite perché Sammy Varin è qui a Radio Libertà e non fa il presidente della Camera? L'amministratore non andrà alla Camera e quindi una volta tanto destra e sinistra tutti incazzati con Elkann. E già, critiche bipartisan, l'Axlane che stigmatizza, sto campionando, stigmatizza, mai visto una roba del genere, destra e sinistra insieme contro Elkann. Urso convoca il tavolo automotive, intervista del Palma della FIOM, un suicidio, tagliare i fondi, fuori i soldi, cari ascoltatori di Radio Libertà, non aiutate Radio Libertà attraverso il sito radiolibertà.net o attraverso il conto corrente postale 37671294. Aiutate Stellantis, che tanto la proprietà l'ha spostata da tempo in altre parti del mondo. Conto corrente postale 37671294 per aiutare Radio Libertà. Se vi sta simpatica questa rassegna stampa, ma anche se non vi piace neanche un po', tirate fuori soldi per aiutarci e magari ci mettono qualcun altro. Siamo ancora sul quotidiano Il Resto del Carlino. L'apocalisse, certo, ma poi la manovra nel mirino, sarà sciopero generale, Meloni attacca CGIL e UIL, non solo Liguria, su 12 elezioni è finita 11-1 per noi, Giorgia Meloni va all'attacco in TV, dallo schifo dei dossier allo sciopero generale di CGIL e UIL, vedo un piccolissimo pregiudizio. Sempre gentile la Meloni, la amiamo troppo veramente, ma è così, ed è per questo che continua a fare successo. La tredicenne uccisa a Piacenza, un testimone ha visto l'orrore, avete sentito sta roba? C'era qualcuno che ha visto, un po' strano che abbia parlato solo adesso, cosa ha fatto finora? Ci ha pensato se dirlo o no? Il procuratore, Aurora ha tentato di aggrapparsi al balcone ma il fidanzato l'ha spinta giù. Ragazzi, fidanzato giovanissimo, quanti anni? 14-15 anni. A 14-15 anni ti metti a dargli i pugni sulle dita per farla cadere dal terrazzo, cazzo! Non è possibile!
controllate un po' di più i vostri figli, controllate un po' di più i vostri nipoti, e lo so, bisogna trovare anche la corda giusta per non sembrare poi troppo menosi, eccetera, stalker, genitori stalker. Io questa sera, ad esempio, che è Halloween, andrò in giro per Cassano Magnago con un bellissimo vestito da Dracula, ragazzi. No, non scherzare, è una cosa seria. Halloween è sacro per i miei figli. Andrò con un lumino in mano, chiaramente girerò, sono vestito da Dracula, ho un mantello stupendo comprato dai cinesi per 10 euro, forse anche meno, eccetera. Mi va un po' stretto, non posso allacciarlo, però che mi frega, lo lascio aperto. Vado in giro con questo lumino per Cassano Magnago, con la scusa di fare Halloween, spio dove andranno i miei figli in giro per il paese, tanto non mi riconoscono. A proposito di Halloween, c'è la pausa, signori, mi devo fermare, ma attenzione, perché proprio per Halloween, certo, abbiamo Mauro Ravn, è scritto Ravn, non lo conosco, la pronuncia mi dispiace, con la sua horror sound music, la trovate sugli store digitali, ma anche su YouTube, non so quante visualizzazioni ha, signori. Un po' di terrore per Halloween con Mauro Ravn. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ah, decidete un po' voi che cosa fare questa sera, ma qualcosa bisogna pur fare, anche semplicemente mettere un lumino fuori dalla finestra, per far vedere ai morti che si avvicineranno alla vostra casa, quelli morti morti, non dolcetto scherzetto, che ci siete. E quindi la notte per comunicare con chi non c'è più, il vero significato della notte di Halloween.
poi certamente il giorno dei santi, domani, poi quello effettivamente dei morti, ma per chi vuole anche le feste di ragazzi e ragazze che non devono avere paura della morte, e serve anche questo, perché no, il nonno che balla a esorcizzare la morte, con in questo caso la musica horror sound music. Sta avendo veramente migliaia di visualizzazioni su internet questo pezzo di Mauro Rovn, scritto Ravwn, un pianista, compositore, creatore di emozioni, suona classica contemporanea, jazz, improvvisazione, ma chiaramente se volete qualche emozione per la colonna sonora di Halloween, qui la trovate. 3 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, Radio Libertà, buongiorno chi ci ascolta sul 252, ci vede, ciao il faccione di Sammy Varinone, buongiorno a chi ci guarda, certo, anche dai social, su YouTube, su Facebook, se non diciamo parolacce ci siamo, così come sul sito radiolibertà.net, che non è soltanto un sito con la musica, con il video, ma anche un sito di controinformazione. Sbirciate le notizie e i commenti che pubblichiamo, molto spesso sono anche i vostri. Buongiorno naturalmente a chi ha scaricato l'applicazione su quello proprio cellulare e se lo porta ovunque, anche in bagno, ma soprattutto anche, stavo dicendo sottoterra, tu dici il giorno dei morti, nel senso che a Milano si ascolta perfettamente Radio Libertà in metropolitana e non solo a Milano, ed è una bella idea. Siete lì per mezz'ora, anche di più, in metropolitana con un casino della miseria, portatevi le cuffiette e ascoltate la voce di Sammy Varin che vi legge le prime pagine e i primissimi quotidiani. Caro Sammy, non sapevo del nonno di Castelfranco, ho visto il video e sono scoppiato in un pianto dirompente. Si chiama partecipazione. Quando è sentita quel nonno sa dov'è la casa del Signore. Scrive Francesco. È vero, e sul Corriere, poi ve lo leggo, c'è l'intervista a pagina 20 del nonno che balla davanti alla bara del nipotino, perché ballavano sempre insieme e il nonno lo accompagnava in discoteca. Della morte occorre parlarne. Se si vuole esorcizzarla, lo facciano pure, ma in ogni modo va accettata perché è inevitabile. Siamo fortunati noi credenti cattolici che coltiviamo la speranza che possedendo un'anima si viene accolti nell'abbraccio del Padre. Così Marco da Milano, che poi dice qualcosa anche su da quando il fratello Lapo ha smesso di fargli fare figure di merda ci pensa da solo. Indovinate di chi si parla? Vabbè, è il cane, poi ne parliamo 8:45, ne parliamo con il senatore Bergesio che c'era ieri alle Camere riunite, ma non c'era il CAN, quello a cui abbiamo dato milioni e milioni di euro e che ne vuole ancora. Buongiorno, ci si perde in notizie di seconda mano quando, come giustamente ieri Carlo Cambi ha fatto notare, che gli spioni corrotti hanno in mano uno Stato fantoccio. Mattarella, dove sei? Mattarella, quest'oggi viene evocato su qualche quotidiano molto coraggioso dicendo che continua a chiamare migranti e noi chiaramente siamo i razzisti, siamo un po' perversi che non vogliamo più immigrati perché ce ne sono troppi, ma soprattutto non sappiamo che cosa fargli fare, non sono capaci di fare niente. Quelli bravi sono già andati in Germania, e quelli che poi non sono stati bravissimi la Germania li spedisce in Afghanistan. Buongiorno agli spagnoli, tutti tesi verso l'abbattimento di croci e chiese, ricevono il contraccambio del loro padrone cornuto. Non scherziamo, Mauro, assolutamente, anche perché quello che succede in Spagna poi succede anche di qua. Inviate, ragazzi, inviate WhatsApp 340 6709 659. Voglio il vostro pensiero su quanto vi sto leggendo. È importantissimo perché il bello proprio della nostra radio è che facciamo la rassegna stampa in vostra compagnia, cioè praticamente voi scrivete un WhatsApp al 340 6709 659 e io ve lo leggo in tempo reale. Capito, mi hai?
E vi leggo anche la prima pagina del quotidiano Avvenire, che mette anche qui l'apertura, un'altra fotografia della Spagna, sempre impietosa, con le auto accatastate, tutte belle in fila una sopra l'altra. Sembra che ce le abbiamo messe noi, e invece in un giorno la pioggia di un anno, 95 morti a Valencia, la regione devastata dalla tempesta Dana, un fenomeno ricorrente ma che ora sembra acuito dal cambiamento climatico. Ma in centropagina un titolo senza pietà che su altri quotidiani viene un po' sottaciuto effettivamente oggi: l'Italia s'è fermata, crescita zero per il PIL nel terzo trimestre, quella acquisita è dello 0,4%, ora è difficile raggiungere l'obiettivo del governo dell'1%. Il 29 sciopero generale di CGIL e UIL. Siamo su Avvenire. E che di spalla mette l'editoriale di Lucia Capuzzi: disinnescare la bomba clima, perché la COP29 è l'ultima chance. Le alluvioni che hanno sommerso la provincia di Valencia e altre regioni della Spagna non sono un disastro naturale, perché i disastri naturali non esistono. Fin dagli anni 70 gli scienziati hanno iniziato a contestare il nesso di causalità tra fenomeni ambientali estremi, uragani, piogge torrenziali, inondazioni, siccità prolungate e natura. Hanno invece spostato lo sguardo sui comportamenti umani e le scelte sociali, politiche, economiche che trasformano il rischio, questo sì è naturale e dunque inevitabile, in catastrofe. Con tale termine si intende, in base alla definizione della Croce Rossa Internazionale, qualunque evento improvviso e calamitoso che interrompe seriamente il funzionamento di una comunità o di una società e provoca perdite umane, materiali, economiche o ambientali superiori della capacità delle realtà implicate di farvi fronte con le proprie risorse. Esattamente quanto sta accadendo a Valencia. Il punto è perché. La risposta, dopo anni di studi e discussioni, è arrivata in modo definitivo con il sesto rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change del marzo 2023. Ogni incremento di una frazione di grado delle temperature mondiali aumenta la probabilità di eventi meteo estremi. Il riscaldamento globale, inoltre, sostiene il più autorevole gruppo che riunisce migliaia di studiosi dai 195 paesi membri della Convenzione ONU sul clima, è causato in modo inequivocabile dall'attività degli esseri umani, dalla crescente quantità di gas serra immessi nell'atmosfera da questi ultimi, a partire dalla rivoluzione industriale, in seguito all'impiego massiccio dei combustibili fossili. Il cambiamento climatico è sempre esistito, certo, a essere inedita è tuttavia la rapidità del mutamento da cui discendono gli attuali sconvolgimenti. Per chi fatica a districarsi nel labirinto di fake news e post-verità, può essere utile ricorrere alla prova della realtà. Nel giro di un mese e mezzo si sono susseguiti almeno 4 mostri meteorologici, come vengono chiamati. Prima, tra il 12 e il 15 settembre, la tempesta Boris ha flagellato l'Europa centro-orientale. Poi un'intensità di piogge mai registrata. Poi il 26 settembre l'uragano Elena ha devastato la Florida, uccidendo 227 persone, assicurandosi il titolo di secondo più letale nella storia degli Stati Uniti dopo Katrina. 2 settimane dopo è arrivato Milton, il secondo più intenso mai registrato nell'Atlantico. Infine Valencia, preceduta dagli alluvioni dell'Emilia-Romagna. E qua mi fermo. Ma avete capito dove ci vuole portare oggi il quotidiano Avvenire? È il cappotto. L'avete fatto il cappotto? L'auto elettrica. E come mai andate ancora a gas? Che è quello che inquina meno, però io ve l'ho detto in apertura di trasmissione, se è il caso sono pronto a fare questo sforzo, se ci aiuta l'Europa, eccetera, ma poi qui non devono più avvenire queste alluvioni. In Europa siamo diventati bravi, abbiamo il cappotto, l'auto elettrica, non inquiniamo e non avvengono più questi fenomeni meteo, e avvengano di là. In India, dove in Cina, dove non ci sono questi accorgimenti. Davvero gli esperti meteo ci garantiscono una roba del genere? A quel punto, dico io, facciamo 2 calcoli: volete avere la casa allagata ogni 6 mesi come in Emilia Romagna? Tutti col cappotto e non pioverà più così tanto.
Ne siamo sicuri? Se qualcuno mi sa rispondere, 340-6709-659. Il Tempo apre con l'inchiesta di Milano, lo spione dietro la Ferrenzi. Un PM gli disse sentiranno il babbo. A proposito di spioni, spunta l'intercettazione shock tra Pazzali e un giudice che anticipa l'interrogatorio. Meloni, mettiamo fine a questo schifo. E Tommaso Cerno proprio si sta chiedendo perché i dossier soltanto adesso, e giustamente sul Tempo cominciano a esaminare famosi casi irrisolti e che insomma c'entrano qualcosa con queste spiate. È proprio così e siamo tutti scioccati e adesso abbiamo paura anche a guardarci il video del nonno che balla, che dice e se poi mi porta un Trojan, Il Tempo di Osho, Elkan non va in Parlamento, tutta la politica contro, davvero, è riuscito a unire destra e sinistra, mai accaduto prima, la politica dice venga, e la faccia di Elkan che dice mazza, li ho rincompattati tutti. È vero, non ci riusciva proprio mai nessuno, lui c'è riuscito. Avanti con le prime pagine, andiamo anche sul quotidiano La Verità, giudici e colle, morsa pro invasione, Re Sergio esterna tutti i mesi, accogliere, signori, La Verità evoca Re Sergio. I magistrati pretendono di sostituirsi al governo nella politica sull'immigrazione, ma invece di richiamarli all'ordine, Mattarella parla di paure irrazionali e eccitate fobie. Siete eccitati, cari ascoltatori? Avete delle eccitate fobie? Ullala! Verso gli stranieri, of course. Razzisti sì, ma in senso buono, come Cruciani indicò il sottoscritto Sammy Varin qualche anno fa. Guarda che potente questa frase che ha detto Matta, Cioè, paure irrazionali e eccitate fobie verso gli stranieri. Io mi incazzo se uno mi dice hai delle eccitate fobie verso gli stranieri. Che ne pensate? Mi inviate un whatsappino a Sammy Varinino 340-6709-659, poi ve li leggo e alle 9 apriamo le linee. Voglio sentirvi eccitati con paure irrazionali verso gli stranieri. 0292947222 è il nostro numero per le telefonate in diretta dopo le ore 9. Intanto è stato arrestato a Potenza, ve lo dicevo prima, non c'è più religione neanche nei ragazzini, cioè è stato arrestato a Potenza il jihadista dell'ISIS che non ti aspetti, è italiano, e questo è uno scandalo incredibile, ma ha appena 14 anni. E rimaniamo a 14 anni, ormai sei grande, capito? Cioè, ti inventi gli amori tossici, rompi i coglioni alla ragazzina fidanzatina, eccetera, e l'ammazzi pure. E ti metti a propagandare l'ISIS, signori, a 14 anni, a parte che alcuni immigrati che arrivano qua in Italia a 14 anni hanno già la barba bianca e col cavolo che hanno 14 anni, ma questo era italiano, ma italiano quanto? Vorrei sapere, dopo vado a vedere all'interno della Verità, signori, ma intanto, eccola qua la foto, signori, Marco Gattuso con il compagno il giorno della loro unione civile, ma che belli, ma chi è il maschio, chi è la femmina? Non state lì a pensare sempre queste cose, non si dicono questi pensieri, non si dicono, omofobi che non siete altro. Difende a spada tratta l'utero in affitto. Ecco chi è la toga rossa che boicotta il decreto. Il presidente di sezione del Tribunale di Bologna, che si è rivolto alla Corte europea, è unito a un uomo e padre di un bambino nato con la surrogata, pratica per la quale si batte e che ora è reato universale. 2 italiani ieri sono stati fermati in Argentina, cioè a questi due, a Marco Gattuso e al compagno, gli è andata bene, ok? Questi altri che tornavano dall'Argentina con il figlioletto e con la mamma che però non teneva in mano la figlioletta, e gli è sembrato strano ai gendarmi argentini perché c'erano questi 2 esseri pelosi, omoni pelosi, con in mano la bambina e la mamma era a sé stante, senza la bambina.
hanno fatto 2+2 e adesso che cosa li facciamo a questi gay che si sono comprati la bambina? Non è colpa loro, e subito l'hanno detto, non è colpa, siamo vittima di un racket che sfrutta le ragazzine per fargli fare i figli. Si scherza, lo sapete, cerchiamo di sdrammatizzare il momento drammatico e cerchiamo anche e soprattutto di svegliare le vostre coscienze, anche voi. Non posso prendervi a schiaffetti, allora faccio altro. La campagna elettorale dell'Emilia, siamo ancora sul quotidiano La Verità, la pillola per abortire ti arriva a casa. Ma questa è una pacchia, ma anche per noi uomini, certo, scusa, incinti pure noi. Il servizio sfida i pericoli, i possibili effetti collaterali affrontati solo in telemedicina. Insomma, mentre si avvicinano le regionali, il PD dell'Emilia Romagna offre un assaggio del suo programma, autorizzando la consegna a casa della pillola abortiva. Ma dai, ma con quelli delle pizze ti portano anche la... Ma dai, ma è troppo forte. Benché la RU 486 provochi effetti collaterali, le donne saranno seguite solo in telemedicina. Pronto? Sì? Un favore a Big Pharma, a chi sfrutta le ragazze e a chi spera di interrompere una gravidanza indesiderata di nascosto. Questa, signori, d'altronde, l'avete capito, in questi giorni per la prima volta sui quotidiani la sinistra comincia a farsi un pochino di cacchina addosso per quanto concerne le elezioni in Umbria e in Emilia Romagna. Mai successa una cosa del genere. Cominciano ad avere paura di perdere. Tu dici in Umbria, ma sicuramente perdono. No, anche in Emilia Romagna. Mai successa. Siamo sul quotidiano Libero, la lotta contro gli scafisti, e questo è un titolone, ma è purtroppo vero. Vogliono uccidere Giorgia. Il premier rivela: il protocollo sui migranti con l'Albania fa paura. Ho ricevuto minacce di morte dai trafficanti. Certi giudici fanno soltanto propaganda. E poi la coppia di fatto dei Blocca Italia. No, non hanno ancora comprato bambini questi. Uno sciopera e l'altro scappa. Landini, mobilitazione nazionale il 29 novembre. Elkan non va in Parlamento, poi chiama Fontana. È la terza, quarta, quinta carica dello Stato più importante ed è il più buono di tutti. Cioè a Fontana gli puoi dire quello che vuoi, lui è sempre buono, paccioccone. E sì che insomma ha un passato che ne ha dette di cose belle, è diventato buono da quando fa il presidente della Camera. Te l'ho detto, io lo amo come fosse un fratello perché pensiamo le stesse cose, solo che lui non le può più dire. L'editoriale di Mario Secchi: nessun complotto, ormai è tutto alla luce del sole. L'ultimo governo con una chiara maggioranza prima dell'esecutivo Meloni fu quello di Silvio Berlusconi nel 2008, il Cavaliere, che ora non è più solo, avete sentito, anche la Marina è diventata cavaliera. Il Cavaliere sembrava poter guidare una coalizione stabile, ma le cose non andarono come i numeri e la logica politica imponevano. La legislatura divenne il teatro di una guerriglia, si tornò a uno scenario simile a quello del 92, con un quadro politico scardinato e una successione di governi senza identità. In due parole, una palude. 12 anni e 7 governi dopo, Giorgia Meloni vince con un risultato netto le elezioni nel 2020 e ancora una volta il piccolo establishment italiano, composto dalla magistratura, dal mandarinato dell'alta burocrazia, dalla lite editoriale, dai suoi referenti finanziari, apre il conflitto dei poteri responsabili contro la democrazia del voto. L'operazione punta dritto al bersaglio grosso. Meloni, la sua famiglia, i suoi collaboratori più stretti, ogni angolo della sua vita viene setacciato. Si tenta senza successo di uccidere il governo in culla. Questo è il cuore del caso Striano. Si prova la via della delegittimazione in Europa, dell'isolamento internazionale con l'argomento del nuovo fascismo e della violazione delle regole dello Stato di diritto. Operazione fallita. Si cerca l'innesco per una tempesta dei mercati, altro colpo a vuoto. Si va avanti con il sabotaggio di tutte le riforme. È un bombardamento quotidiano, non c'è nessuna cospirazione, tutto alla luce del sole, basta unire i puntini, leggere le carte
e ascoltare. L'immigrazione e la giustizia sono il nocciolo radioattivo di questa offensiva di cui una parte della magistratura è solo la parte visibile, il contropotere che arriva a colorare le sue decisioni sul caso degli stranieri condotti in Albania, evocando la Germania nazista. Sarebbe tutto ridicolo, una lotta per il potere buona per la penna di un Balzac, ma è una tragedia perché in mezzo ci sono il dossieraggio, lo spionaggio, i trafficanti di esseri umani, entità straniere che osservano e sollecitano la crisi, puntano a destabilizzare Roma e il suo governo. Le minacce di morte al premier sono una conseguenza. Se non puoi piegare il nemico, lo elimini. Così oggi il quotidiano Libero, che vi invito a votare certamente, perché tra poco io entro all'interno di un giornale. Quale vi interessa? Votatelo al 340-6709-659, anche perché quest'oggi parla di Report, il quotidiano Libero. Spione al telefono, parlo con Report. Nelle carte dell'inchiesta di Milano spunta anche il conduttore Ranucci. E questo ci dispiace tanto, veramente. Cosa rischiano anche qui? Utero in affitto in Argentina. Fermati 2 uomini italiani. Era quasi fatta. I biglietti dell'Air France in tasca da Buenos Aires a Parigi, il corredino della bimba in valigia e insieme a loro c'era pure la madre che aveva affittato l'utero. Erano già arrivati all'imbarco. Peccato però che quella coppia su quell'aereo non sia mai salita. Stavano arrivando qua da noi, certo, coraggiosi, con questa legge cattivissima che abbiamo. Chissà che fine faranno i 2 gay che si sono comprati la bambina. Fino in Argentina sono andati. Si scherza, cerchiamo di sdrammatizzare, lo dico sempre che poi arrivano le querele, le denunce, certo, però se non ci scherziamo ci arrabbiamo e altrimenti ci arrabbiamo, diceva il famoso film. Ancora quotidiani, signori, certo, c'è la pausa tra pochi minuti e aspetto le vostre richieste. Sì, dai, l'Unità non possiamo non leggerla, scusa. Eccola l'Unità. Meloni abbandona il premierato. Meglio tenersi stretta questa legge elettorale. David Romoli, che ci vede molto avanti. La Schlein, leader gentile contro i coatti. È chiaro che solo vedere la fotografia ti viene voglia proprio di comprarlo, il quotidiano L'Unità. Ma no, ma hanno scelto una brutta foto, secondo me. Ma scusami, cosa c'entra Toti coi migranti? C'entra moltissimo, insinua Piero Sansonetti oggi sul quotidiano L'Unità. Non vi dico niente di più, dovete comprarlo il quotidiano L'Unità, non lo compra nessuno, almeno qualcuno compri oggi il quotidiano L'Unità. Sì, stavo cercando il secolo perché poi me la menate che non lo leggo. Vabbè, io sono democratico, li leggo tutti. Secolo d'Italia. L'Italia è tornata a crescere. Mattarella, ma hanno detto appena adesso che non riusciremo a raggiungere. Oh, l'ha detto Mattarella, signori, non siamo secondi a nessuno e l'ha detto anche tutte le agenzie rating. Oh, agenzie, siamo tornati a crescere, però poi guardano, dicono, ma non è vero, no? E questa è l'apertura del secolo d'Italia che ci basta e ci avanza. Stanno arrivando un fracco di WhatsApp, grazie, 340-6709-659, grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo. L'ultimo che mi ha scritto è Olivia da Olgiate Olona. Ciao Sammy, io non ho paura degli stranieri, ma ho paura dei delinquenti che vengono in Italia a delinquere. Bella questa frase, è importante secondo me, non avere paura degli stranieri, anche di chi ha la pelle nera, e che quelli neri, sai, ti fanno più impressione, sono neri, siamo un po' dei piccoli Vannacci. A proposito, oggi c'è Vannacci sul quotidiano Il Giornale, ragazzi, tra poco ve lo leggo a pagina 12, un articolo di Vannacci che si improvvisa giornalista e che lo dice: l'Italia non è un paese sicuro, e ci fa anche gli esempi. Mamma mia, non vedo l'ora di leggervelo. Vannacci sul quotidiano Il Giornale.
giornale a pagina 12. Ho paura dei delinquenti che vengono in Italia a delinquere, sapendo che tanto qui da noi possono fare quello che vogliono perché ci sono i ben pensanti, cominciando dalla Chiesa, certa magistratura, il Presidente della Repubblica che li proteggono, mentre noi poveri tappini di italiani siamo alla loro mercé e se per caso osiamo difenderci siamo dei razzisti o fascisti. Brava Olivia da Olgiate Olona. Sammy, buon lavoro, vai avanti così, ma chissà. Ancora WhatsApp, il numero è 3406709 il fratello di Ranucci, alto ufficiale della Guardia di Finanza. Sarà un caso? Non toccate Ranucci, che quello vi viene a spiare anche mentre fate la pipì, attenti. Buongiorno, emissioni CO2 Europa 7%, emissioni Cina-India 70%. Pensano veramente che abbiamo l'anello al naso ad Avvenire? La libertà d'opinione è sacra, quella di disinformazione no. Bravo Cesare, io te l'ho detto, sono pronto a fare un mutuo per cambiare il cappotto alla mia casa, per comprarmi l'auto elettrica, ma gli esperti meteo mi devono assicurare che non dovrò cambiare la cucina ogni 6 mesi perché mi entra l'acqua in casa. Siamo sicuri di sta cosa, Perché dall'altra parte continuano ad inquinare. Qualche esperto meteo si sveglia un attimo e ci spiega questa cosa? Non riusciamo a controllare l'immigrazione clandestina e questi pensano di poter influenzare il clima. Che buffoni! Bella anche questa meditazione, certo. Caro Sammy, è strano che i vari giornali, soprattutto quelli di centrodestra, non abbiano cavalcato le dichiarazioni di Brambilla sul problema delle pensioni, delle tasse, dell'evasione fiscale. Peccato, erano i temi che la vecchia Lega cavalcava e che ora sembra che non esista più. Bravo Ferdinando, poco. Ma adesso ci dobbiamo fermare, c'è la pausa perché le previsioni meteo, che sono buone per fortuna, e poi la canzone indipendente. Attenzione perché tra pochissimo io torno, leggo ancora i vostri messaggi a WhatsApp 340 6709 659, ma soprattutto ci addentriamo su alcuni quotidiani che potete votare già da ora. Con quale volete che parta? Il Giornale che parla di Vannacci, La Verità che ci porta a Cantù dove saremo obbligati a erigere una moschea, Libero che a 14 anni è già terrorista, che figo ragazzi, Il Tempo che a pagina 6 intervista al grandissimo Gusmeroli proprio sull'affaire Stellantis, e anche a pagina 9 e 11 c'è L'utero in affitto, è a go, arrivano in Italia e pensano ma sì, ce lo siamo comprati, ma siamo vittima del racket. Sul Corriere a pagina 17 il decreto migranti, abbiamo trovato la scappatoia, e a pagina 20 sul Corriere il nonno che balla davanti alla bara del nipote. Se preferite, su Repubblica pagina 17 Sfarzi sceglie Kamala Harris e io che gli ho comprato pure il trapano. Ci troviamo tra poco. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La presenza ingombrante dell'anticiclone africano garantisce un tempo stabile e prevalentemente soleggiato su quasi tutta l'Italia. Nella prima parte della giornata avremo infatti il sole che dominerà la scena al centro-sud, ma anche sulle aree montuose del nord e sulla Sardegna. Nubi basse invece interesseranno la Sicilia e le pianure settentrionali, qui anche con locale formazione di banchi di nebbia. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità.
in una visione soggettiva e femminile della realtà, con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Ma che dolce, ma che dolce! La nuova canzone di Elena Ventura si chiama Inevitabile, è un inno alla resilienza, ad accettare la vita nella sua totalità con tutte le sue luci ed ombre. Il videoclip girato sui boschi, nei boschi, sul Monte Penna in Liguria, da sbirciare. Cercate Elena Ventura Inevitabile, solo artisti sconosciuti e indipendenti nella trasmissione di Semivarin. Ogni mezz'ora pausiamo con la musica che non c'è e sono le 8:36. Il buongiorno rinnovato, il buongiorno si sente dal Varin. Siamo in onda ogni giorno dalle 7:30 alle 9:30 con la rassegna stampa, i principali quotidiani che voi stessi potete richiedermi facendo WhatsApp al 340 6709 659 e ne richieste ne sono arrivate tantissime. Io come al solito poi non so come districarmi perché mi avete richiesto moltissimo l'articolo sul nonno che balla sul Corriere, però qualcuno non è d'accordo. Aspetta che c'è qua: il nonno che balla al funerale del nipote lo trovo un comportamento poco rispettoso. Quello era il momento del cordoglio,
rispetto e silenzio. Poi, come consuetudine, parenti e amici si riuniscono dopo la tumulazione per un piccolo convivio in onore del defunto, e allora che il nonno avrebbe potuto ballare quando voleva. Luigi da Treviso, invece il nonno, lo vedrete su TikTok ma anche nei telegiornali, oggi ci sarà sicuramente spazio, e effettivamente si è messo a ballare davanti alla bara nel momento proprio che la bara è uscita dalla chiesa. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Per me è un gesto bellissimo, perché il nonno lo accompagnava in discoteca ogni settimana. Il ragazzino aveva 15 anni, è morto sulla sua Vespa perché un'auto gli ha tagliato la strada, e quindi ha voluto ballare ancora una volta con lui, l'ultima volta. Però, giustamente stiamo accendendo la polemica anche su questo, anche sulla morte che va superata. Certo, oggi è proprio il 31 di ottobre, è il giorno in cui i morti ci cercano per parlarci ancora una volta, e noi dobbiamo cercare di parlare con loro anche soltanto con il ricordo. Poi chiaro, ci sono quelli che festeggiano, esorcizzano la morte con Halloween, e io girerò per le vie di Cassano Magnago vestito da Dracula vampiro, con un bellissimo mantello e con un lumino in mano, facendo lo scemo, ma soprattutto spiando dove andranno i miei figli questa sera. Dai, tuffiamoci sui quotidiani. Hai ragione, il quotidiano Il Giornale oggi è bello tosto. Perché? Perché parla dello scudo di Mattarella contro le agenzie di rating, scontro sull'economia, il presidente all'attacco, cresciamo più di Francia e Germania ma non lo notano. Il Giornale è fin troppo gentile con Mattarella, perché non ha ricordato che ci ha accusato di ben altro il presidente, a noi che non vogliamo più clandestini. Alessandro Sallusti di spalla dice giustamente una cosa che pensiamo tutti quanti, se non fosse che questo però viene poi a bussare da noi: finché c'è Conte stiamo tranquilli, finché Conte resta nel centro-sinistra, ma non vorrei... Ecco, è già arrivato Conte. Non facciamo scherzi, signori. Non aprite a Conte. Dolcetto, scherzetto, ma lasciamolo fuori. Prendiamo il dolcetto. Elkan calpesta il Parlamento, Meloni lo inchioda. Attenzione, proprio tra 5 minuti ci colleghiamo con il Parlamento, con il senatore Bergesio, per capire cos'è successo ieri a Camere riunite. Al Quirinale per l'onorificenza, Marina Cavaliera, in nome di papà. E chiaramente ha ricordato Berlusconi, lo dedico a Berlusconi, ma è per quello che Forza Italia prende più voti della Lega, perché qualunque quella cosa lì che succeda e noi la dedichiamo a Berlusconi, cioè, Berlusconi è vivo e vegeto, ragazzi, e c'è ancora tra noi oggi, poi appunto 31 di ottobre ancora di più, e la gente continua a votarlo, capisci? E guarda, pensavamo tutti tutto tranne che questa cosa. Toghe e sabotaggi per immigrati, e no, siamo proprio noi il paese più insicuro. Sapete chi scrive questo articolo? Ma forse non lo conoscete. Si chiama Roberto Vannacci. Recentissima la decisione del Tribunale di Bologna di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea per stabilire se debba essere applicato o meno il decreto legge. Ma davvero, uno dice, ma cioè, vuoi dire, è davvero Vannacci? Sì, il decreto legge con cui il 21 ottobre scorso l'esecutivo ha individuato i paesi che ritiene sicuri per rimpatriarvi gli immigrati espulsi dall'Italia. Vannacci ha scritto un articolo per il Giornale, e quest'oggi, se comprate il Giornale, c'è. Già, ma è un articolo bestia, lunghissimo. Correttissima la decisione dei togati. L'Italia deve essere giudicata da un organismo sovranazionale che possa valutare oggettivamente tutti i diversi fattori e le multiple condizioni che incidono su questo caso. E mai come adesso, scrive Vannacci sul Giornale, mi auguro una sentenza lapidaria
necessaria che una volta per tutte metta fine a questo increscioso fenomeno di maltrattamenti al limite della tortura nei confronti di poveri esseri che fuggono da guerre e persecuzioni e che hanno tutti i diritti di rifugiarsi in luoghi sicuri che li proteggano da discriminazioni, soprusi, razzismi, attentati alla dignità umana. Mi auguro veramente che la Corte di Giustizia esamini approfonditamente il caso e si esprima una volta per tutte dichiarando primo tra i paesi non sicuri di questo pianeta proprio l'Italia. Vi leggo ancora qualche riga, ma ragazzi, è tutto da leggere, da recitare a memoria l'articolo di quest'oggi del generale Vannacci sul quotidiano Il Giornale. Dobbiamo tutelare e proteggere questi poveretti e disperati. Non possiamo consentire che approdino e vivano in un paese alla deriva, dove quotidianamente i più elementari diritti vengono messi in discussione. Una nazione, l'Italia, dove le forze dell'ordine sono razziste perché profilano le comunità di etnia rom o di provenienza africana, dove eccedono in violenza usando manganelli anche contro minorenni che tentano di forzare i cordoni di sicurezza, abusano delle armi da fuoco per difendersi da energumeni armati di coltello che li vogliono uccidere e continuano ad arrestare chi compie reati definiti bagatellari come furti, rapine, accattonaggio, molestie e atti osceni in luogo pubblico. Non possiamo tollerare che questi indifesi vivano in un paese già condannato più volte per la sua situazione di sovraffollamento carcerario e che si rifiuta, nonostante le richieste di una buona fetta di lungimiranti esponenti politici, di dichiarare liberi tutti e di approvare questo indulto che renderebbe finalmente giustizia a tutte le vittime del disagio sociale e dell'iniqua ripartizione della ricchezza. Una nazione, l'Italia, che non punisce chi occupa le case con violenza e con inganno, anzi, che a Roma legalizza l'occupazione abusiva. Ve lo immaginate se un manipolo di occupanti abusivi buttasse fuori questi poveretti dalla dimora di cui sono giustamente appropriati? Inaccettabile! Un paese dove picchiare chi non la pensa come te è considerato legittimo, purché il percosso sia percepito come un neonazista, visto che ormai la percezione permea ogni settore dell'esistenza. Un approdo razzista, dove qualche sconsiderato e ignorante pensa ancora che esistano dei tratti somatici. No, mi fermo. Nel momento più bello voglio fermarmi perché l'articolo di Roberto Vannacci prosegue e anche tanto, ma quest'oggi, signori, se proprio uscite di casa per fare la spesa e passate davanti a un'edicola, andate a conoscere il vostro edicolante. Dategli la mano e ditegli: mi manda Sammy Varin ad acquistare il quotidiano Il Giornale. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che si collega ogni giorno con il Parlamento italiano, Camera e Senato, e riprendendo ancora il quotidiano Il Giornale, proprio in prima pagina, Elkann calpesta il Parlamento, Meloni lo inchioda, snobbate le Camere. Abbiamo con noi il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Buona giornata a te. Sì, oggi su tutti i quotidiani è un momento cruciale nel settore delle auto e soprattutto dell'importante indotto che le automobili alimentano. E insomma, ieri c'è stata l'audizione dei sindacati Stellantis, il primo datore di lavoro privato in Italia, in commissioni riunite, un'audizione disertata dal presidente Elkann. È stato criticato anche dalla premier Meloni, non conosce i fondamentali della Repubblica, ma è stato criticato da tutti. Bergesio, forse è la prima volta che destra e sinistra sono d'accordo su qualche cosa. Che cosa è successo? Ma molto semplicemente noi abbiamo iniziato con questa attività importante al Senato come un'indagine conoscitiva sull'automotive, ci siamo poi uniti a quella che stava portando avanti alla Camera dei Deputati il presidente Gusmeroli, che lui è la commissione anche lui di attività produttive, e di conseguenza poi la Camera dei Deputati è andata oltre approvando in aula
una mozione per quanto riguarda il tema dell'automotive, perché il tema dell'automotive, voi sapete, è molto ampio, nel quale c'era un impegno puntuale al governo su alcuni temi fondamentali, tra cui il rivedere il percorso del New Green Deal, l'anticipo, verificare quali erano, tra questi c'è anche la convocazione dei vertici di Stellantis, ecco, questo è importante per chiarire i termini del piano industriale del gruppo in Italia, come dei impegni che erano emersi col Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Voi sapete che a un certo punto, nel 2023, l'accordo era incentivi oltre 1 milione di auto prodotte nel nostro paese, però quest'anno siamo, l'hanno detto ieri i sindacati, non l'ho detto io, sotto i 400.000 auto prodotte. Vuol dire che insomma il dialogo con la proprietà è fondamentale. Noi abbiamo udito l'amministratore delegato Tavares che anche lui si è messo su una posizione molto arroccata, non c'è stata chiarezza, c'è stata anche una certa capacità di essere molto molto, diciamo, superficiale. Noi abbiamo bisogno come Parlamento di essere molto chiari e trasparenti e di capire dove sta andando la politica industriale di Stellantis in Italia. Noi lo sappiamo bene che il fenomeno del passaggio all'elettrico per noi è straordinariamente limitante, perché tra l'altro non produciamo nemmeno le batterie, cioè questo è un paese che ha mille difficoltà, in più il tema della crisi, diciamo dell'aumento dei costi dell'energia elettrica, e poi secondo noi non c'è ancora chiarezza sul passaggio che c'è stato di integrazione tra Peugeot e FCA che ha portato Stellantis, laddove noi siamo stati fortemente penalizzati nelle scelte strategiche a livello europeo e possiamo anche dire mondiale del gruppo. Per noi è fondamentale, lo dico qui, noi non vogliamo entrare nel merito a quello che è stato il passato, anche se sappiamo bene che questo nostro paese ha pagato in 40 anni tra Fiat e PCA oltre 200 miliardi di euro di incentivi, perché non dimentichiamoci mai che a questa azienda noi abbiamo dato delle risorse importanti, soprattutto tra cassa integrazione, cioè a sostegno di quello che diciamo è il piano occupazionale dell'azienda, tra quello che poteva essere i nuovi stabilimenti, le rottamazioni, i prepensionamenti, le garanzie sulle linee di credito, le sovvenzioni pubbliche di varie entità e tipologie. Ma noi non vogliamo tornare su questo, però vogliamo guardare avanti. Noi dobbiamo sapere intanto che cosa fa l'azienda su un vero piano investimento aggiornato, perché l'ultimo è quello di inizio 2023, è cambiato il mondo in un anno a questa parte, 1 anno e mezzo. Noi dobbiamo capire bene il piano industriale che va aggiornato costantemente, un confronto col governo e con i sindacati seri. Poi dobbiamo valutare anche i risultati del decreto legge 121 del 2023, laddove Stellantis si era preso degli impegni e ad oggi non sono chiari gli obiettivi che sono stati raggiunti. Poi c'è il tema, guardate, che non è da sottovalutare, per noi è fondamentale, laddove c'era un impegno di costruire la Gigafactory in Italia, no? E poi questa Gigafactory scopriamo che lei va a costruirla a Saragozza in Spagna, perché insieme a un partner cinese, perché avrebbe ricevuto un sussidio di 133 milioni di euro. Allora anche lì la Gigafactory. Poi c'è il tema delle piattaforme smart che sono fondamentali, cioè non è ancora stato individuati i siti. Allora noi vogliamo capire, sono stati individuati, non sono stati individuati. Noi siamo la ruota di scorta o dobbiamo essere coloro i quali? Perché guardate che qui il problema sta diventando molto serio, perché il piano occupazionale è fondamentale unito all'ammortizzatore sociale, perché non è che posso solo dare come governo, come paese, come Stato gli ammortizzatori sociali senza sapere dove andrà il piano occupazionale di questa azienda. Non è che possiamo tenere in cassa integrazione le persone per 15 anni. Allora dobbiamo capire bene il contesto in cui si muove. Allora abbiamo bisogno di chiarezza. Allora chi meglio del presidente della proprietà che venga a spiegare alle autorevoli commissioni di Camera e Senato? Io credo che insomma
magari potremmo anche farti qualche domanda spigolosa, ma non è che hai l'obbligo di rispondere, o comunque non è che in questa sede succede il finimondo. Io dico che se uno ha il coraggio di fare delle scelte strategiche, è stata l'azienda di riferimento, a un certo punto erano 200.000 dipendenti in Italia, la storia di questa famiglia, la storia dell'azienda, io credo che un po' di dignità e rispetto verso il governo, ma soprattutto verso i deputati e i senatori, verso il Parlamento, credo che questo ce lo meritiamo, se lo merita il Paese. Che ora di questa indagine conoscitiva è molto molto importante, perché dall'altra parte c'è anche il tema che la Maserati deve essere venduta, non deve essere venduta, eccetera. Poi noi sappiamo bene che proprio il Presidente disse nel 2023: nella nostra storia, pensate, lui disse queste parole, nella nostra storia non abbiamo mai avuto bisogno di avere lo Stato nel nostro capitale. Gli Stati entrano nelle imprese e quando vanno male Stellantis va molto bene. Allora io dico, oggi può andare bene Stellantis, noi abbiamo visto anche quello che è stato, se vogliamo chiamarlo stipendio, emolumento dell'amministratore delegato, 23 milioni di euro, ma noi vorremmo che andasse bene anche i lavoratori dipendenti, l'indotto, le concessionarie, i fornitori. C'è un mondo che va salvato, e va indirizzato nel punto giusto. Noi siamo a disposizione, guarda. E noi siamo qui ad ascoltare e soprattutto a guardare la faccia di Elkann sul Tempo di Osho, quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Elkann non va in Parlamento, tutta la politica contro venga, e lui che dice, Elkann: mazza, li ho ricompattati tutti. Una mancanza di rispetto verso il Parlamento, ma verso noi italiani, che tanti soldi abbiamo dato alla Fiat, Stellantis e tante auto abbiamo comprato pensando di aiutare il nostro paese. Anch'io mi sono comprato una 500 come Matteo Salvini qualche tempo fa, pensando di aiutare l'Italia. Poi ho scoperto che erano fatte da tutt'altra parte. Bergesio, ancora un minuto, prego. Sì. No, ma io credo che questo sia fondamentale. Noi stiamo lavorando tantissimo come governo e come Parlamento anche su alcuni temi importanti. Oggi andiamo all'approvazione definitiva del DDL 1054, che sono le disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, il cosiddetto DDL montagna, che sarà veramente una presa d'atto fortemente voluto, scritto dal ministro Calderoli, condiviso col Parlamento. Abbiamo le aree marginali, il disegno di legge sulle aree marginali. Abbiamo tanti temi, però questo dell'automotive, io sono convinto che rischiamo veramente che su questo tema l'Europa rischia veramente tanto. Io devo dire questo, aggiungo ancora questo e poi chiudo, perché non voglio... io vengo dal Piemonte, una terra che voi sapete bene che il 34% del valore aggiunto dell'automotive nazionale, del settore automobilistico italiano, è prodotto in Piemonte, in questa regione. Allora, proprio ieri un'azienda ha detto che avrebbe chiuso, metteva 30 operai, 30 dipendenti in cassa integrazione, perché la Volkswagen, chiudendo questi stabilimenti, questi 3 stabilimenti in Germania, ha chiuso le commesse, ha detto dal primo dell'anno noi non faremo più ordini. Allora, noi abbiamo anche un impegno per quello che è il piano di riconversione dei fornitori, perché non è che possiamo far chiudere tutte le piccole e medie imprese, che sono il 90% del tessuto del nostro paese, e molte lavorano nell'indotto automobilistico, così prendendo a cuore leggero e correndo poi, perché è giusto, dobbiamo dare della liquidità, dobbiamo dare delle garanzie, ma dobbiamo anche capire dove va il settore. Allora, se non lo chiediamo al proprietario, a colui che è il presidente della prima azienda italiana, quella che era la prima azienda italiana, e noi speriamo che lo sia ancora, a chi lo chiediamo? C'è il confronto, con chi lo facciamo? L'abbiamo fatto l'amministratore delegato, ma l'amministratore delegato purtroppo, a mio avviso, anche lui non ci ha lasciato un documento. Noi abbiamo chiesto i documenti che oggi non li abbiamo ancora. Noi abbiamo un'audizione verbale, non abbiamo nemmeno il testo scritto di quello che lui ci faceva sventolare davanti come 15 modelli che sarebbero stati realizzati nei prossimi anni. Allora io mi chiedo,
ce lo meritiamo qualcosa in più come paese, con tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni? Io credo proprio di sì. Per noi lo meritiamo, ma soprattutto per tutti gli italiani, tra cui molti sono anche gli ascoltatori di questa vostra bellissima radio. E io non Grazie. posso veramente che ringraziare con questo vibrante discorso il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Buon lavoro Giorgio, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin a darvi ancora il buongiorno rinnovato. Mi avete acceso solo a quest'ora. E che cavolo avete fatto fino ad ora? Avete dormito? Chi se lo può permettere? Sì, e magari ha acceso la TV sul canale 252 del televisore, dove Radio Libertà si ascolta e si vede in tutta Italia. Buongiorno anche a chi viaggia e magari si sta permettendo un ponticello, visto che oggi è il 31, domani è vacanza per molti e poi c'è sabato e domenica. Potete portare il nostro segnale ovunque. Se siete in giro in auto, sulla radio DAB ci ascoltate perfettamente in tutta Italia. Buongiorno a chi ci segue dal sito radiolibertà.net e approfitta mentre ci ascolta anche di sbirciare le ultime notizie, perché il nostro è anche un sito di controinformazione. A proposito di controinformazione, in 2 minuti vi porto sul quotidiano Il Tempo, perché anche Il Tempo parla del caso dei 2 italiani fermati in Argentina con una bimba nata da surrogata. Le autorità argentine hanno fermato una coppia di italiani all'aeroporto di Buenos Aires che stavano rientrando in Italia con una bambina di 15 giorni nata da una maternità surrogata. Lo riferisce il quotidiano argentino La Nación, precisando che i 2 uomini viaggiavano con la donna che ha partorito la bambina, ugualmente interessata dall'ordinanza. I 2 hanno ammesso di avere concordato la gravidanza con una donna di Rosario. La bambina sarebbe nata il 10 ottobre in una clinica della capitale argentina. I 4 erano a bordo di un volo Air France diretto a Parigi, dove avrebbero fatto scalo in direzione del nostro paese. Il fermo è avvenuto sulla base di un ordine federale che ha imposto ai 4 di non lasciare l'Argentina. I 3 sarebbero considerati vittime di un'organizzazione che sfrutta le donne in situazioni di bisogno. Cioè, praticamente non sono loro che hanno fatto qualcosa, ma è un racket che avrebbe sfruttato questa povera ragazza. Proprio sul tema era intervenuta la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, rispondendo al question time alla Camera in merito a un'interrogazione sulle iniziative volte a salvaguardare l'istituto dell'assegno unico universale in relazione alle contestazioni della Commissione europea. L'utero in affitto da alcuni non è percepito come reato e neanche come un disvalore. La nostra legge è stata salutata con entusiasmo, per esempio, dalle reti internazionali del femminismo abolizionista, che ritengono, come la Cassazione e la Consulta, che la maternità surrogata sia un orrore, che la nostra legge sia un atto di grande civiltà. La Roccella ha voluto anche spiegare come nella sua legge non ha mai istigato nessuno a denunciare, né i medici né altri. Penso che se una legge non piace si fa una battaglia per cambiarla o si fa disobbedienza civile, assumendosene la responsabilità. Non si cerca di eluderla o di aggirarla. Chiaro che la vicenda di questi 2 italiani fermati in Argentina per il semplice fatto che avevano in mano una bambina appena nata, questi 2 uomini pelosi, immagino io, e la mamma era di fianco a loro in disparte, senza la bambina. Questa cosa ha insospettito i gendarmi argentini e insospettisce anche molti di noi. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Non l'abbiamo dimenticato che oggi è il 31 ottobre, Halloween, ma anche il Capodanno celtico, Samonios. Questa sera dalle 18:30 al Museo del Tessile di Busto Arsizio in provincia di Varese, i balli dei Giandis, si mangia celtico irlandese e si fanno cose belle che evocano quel momento e soprattutto ci mettono a contatto con chi non c'è più. Questi sono i Celtics, Celtic Dream Band, una produzione J Production, Giuliano Benedetto e questa è roba che abbiamo distribuito anche negli eventi targati Lega, qualcuno di voi li ha a casa questi CD. Il Castello dei Sogni. Con il buongiorno rinnovato, buon Halloween, buona festa dei santi e dei morti certamente, e il buongiorno si sente dal Varin, visto che mi occupo io in questo momento storico della rassegna stampa e do molto spazio ai vostri WhatsApp al 340 6709 659, ma riempite le nostre linee telefoniche perché tra 5 minuti io parlo con voi. 029294 7222. Vediamo quante persone si possono mettere in attesa. Sono proprio curioso. Intanto però vi porto sul quotidiano La Verità, perché a pagina 4 un'altra notizia che troverete sul sito radiolibertà.net, perché ci fa sobbalzare sulla sedia. Il TAR lombardo impone al comune di regolarizzare la moschea abusiva. Signori, siamo a Cantù, a 2 passi da Como, da Monza, da Milano. I giudici hanno dato all'amministrazione di Cantù, sacra Cantù, 30 giorni di tempo per rilasciare i permessi al luogo di preghiera. Proteste della Lega, Molteni, questa vicenda non aiuta la sicurezza, non escludo un referendum cittadino. Ebbene sì, signori, sto stracciando le vesti, sono scandalizzato. Il comune di Cantù ha 30 giorni di tempo per rilasciare il permesso di costruzione di una moschea. Nel centro del Comasco, su 40.000 abitanti, sono oltre 4.000 gli immigrati, la metà dei quali provenienti da paesi di culto islamico. Dopo 10 anni e una serie di contenziosi tra il comune di Cantù e l'associazione Assalam per la concessione, il TAR della Lombardia, quarta sezione, potrebbe aver messo la parola fine, concedendo all'associazione la possibilità di ottenere la concessione per costruire il luogo di culto, a più riprese negata dall'amministrazione comunale. E qui mi fermo, signori, ma il quotidiano La Verità vale un acquisto solo per quest'articolo a pagina 4. 0292947222, ma mentre siete lì che fremete per andare in diretta, un po' di WhatsApp. Chissà perché ho l'impressione che le persone più sono negative e più durano nel tempo. Bella meditazione, eh? Stavi pucciando il biscotto nel caffè latte? Ciao Sammy, io a casa mia farò la giacca a vento, la preferisco al cappotto. Non scherzare, che arriva l'alluvione e ti porta via la cucina. Sempre libero è La Verità, il vostro voto in effetti, vedi, gli ho dato spazio. Il nonno ha fatto quello che il cuore gli ha dettato, ha fatto bene, scrive Pietro. Parliamo del nonno che ha ballato davanti alla bara del nipote, articolo quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Paola, caro Sammy, ti ricordi negli 80 che tutti hanno dovuto cambiare la macchina perché con la marmitta catalitica avremmo risolto tutti i problemi di inquinamento? E come no? Per quanto dicevano anche che aveva anche una certa durata la marmitta catalitica. Oh, ce ne siamo fottuti assolutamente, mai cambiato una marmitta. Certo, se la perdi per strada, uno cerca di riattaccarla magari. Per quanto riguarda il surriscaldamento, adesso che hanno ammesso che le scie chimiche sono realtà, è vero, su Wikipedia ci sono da anni, chi dice che non ci sia lo zampino della geoingegneria, come diceva qualcuno? A pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, cara Paolo. Io te l'ho detto, se gli esperti meteo mi assicurano che se rifaccio il cappotto alla casa, se vado in auto a pila per tutta la vita, non viene più l'alluvione in Italia, ma secondo me ma facciamola, ma altro che 110%, ma non deve più allagarsi neanche una cantina, hai capito? Perché nel resto del mondo vanno avanti a fare gli sporcaccioni, lo sapete?
0292947222. Chi entra in un paese straniero in modo illegale e senza documenti si possono definire immigrati oppure sono clandestini. Basta vedere sul vocabolario, caro Battista, alla scuola di giornalismo, gli aggiornamenti che dovremmo fare tutti quanti ti obbligano a dire che sono stati salvati e che sono migranti. Secondo me il nonno che condivideva il ballo con il nipote ha voluto ballare ancora una volta per lui prima di lasciarlo per sempre. Commovente, vero, vero, vero. Cercate quel video sui social e sperando che non vi arrivi chiaramente un virus per spiarvi nel telefonino. Dai, sentiamo un po' di vostre voci. State facendo cascare il centralino? Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Uela, Sammy? buongiorno. Ciao, sono Simone, Prego. il Bergamasco. Come va? Bene, dai, direi che ci siamo. Anche oggi siamo al Stamattina nocciolo. hai elencato una serie di temi da mondo al contrario abbastanza piccanti. È vero. Che dici tu? Numero uno, c'è la sottrazione del potere del popolo. Tu dicevi sempre potere del popolo, ma qua siamo ormai alla sottrazione, perché ci sono i nostri amici magistrati che si sono messi in testa di sovvertire il concetto stesso di democrazia, anche perché democrazia, che sarebbe il potere del popolo, a quanto pare non è vero nei fatti, perché se tutti questi esseri che non hanno nessun rapporto col corpo elettorale possono spostare le leggi e disapplicarle e spostare la rettifica di questi regolamenti a organi superiori, anche questi non eleggibili, vuol dire che la democrazia non esiste più nei fatti e la sovranità è stata espropriata. Quindi la lotta che aveva iniziato il buon Salvini a metà degli anni 2000, nel secondo decennio degli anni 2000, è sempre ancora valida ed è il momento forse di rilucidare gli stemmini del nuovo tour di una volta. Bravo. Sì, signori, è tempo di rialzare un po' la testa. Chiaro, senza darla proprio contro all'Europa, però cominciare a sorridere, sì, ma un po' meno. 0292947222. Sto ascoltando le voci di voi ascoltatori, anche voi che ci seguite per la prima volta, provate le emozioni. Chiamando 0292947222, nuove emozioni andando in diretta senza che nessuno vi chieda di cosa volete parlare. Dammi il tuo numero di telefono che ti richiamo. No. Grazie, l'applauso non va a me ma va a Davide che fa tutto ciò. Semplicemente il nostro regista Davide prende la chiamata e dice resta in linea perché tra poco va in diretta qualunque cosa tu abbia da dire. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ciao Sammy, sono Antonio. Prego. Niente, ciao. E niente, volevo chiedere una cosa. Ho visto un articolo sul giornale così che la CQC, ad esempio, per guidare il camion, no? Agli stranieri sembra che li possono prendere senza la CQC o gliela fanno le aziende. Perché non è lo stesso per gli italiani? Questo volevo chiedere solamente. Grazie, mi lascia a bocca aperta, rimango lì, così, com'è possibile una roba del genere? Pagina 29 del Corriere, l'articolo sul nonno che balla. Il mio ballo al funerale, un atto d'amore per Kevin. La musica ci legava. Il nonno del quindicenne morto, quella danza mi ha salvato perché anche lui aveva pochi mesi di vita e allora si è messo ad ascoltare musica a tutto volume, a ballare con il nipotino, ma guardatelo che carino che era, e non è ancora morto il nonno, continua a vivere e continua a vivere anche il nipotino quindicenne nel ricordo del nonno e di tutta questa gente. E guardate la fotografia sul Corriere, ma guardatevi anche il video che ha ballato in quel momento davanti alla bara del nipotino morto in Vespa perché un'auto gli ha tagliato la strada. 0292947222. Pronto Sammy? Buongiorno. Buongiorno Sammy, sono Mario. Ma stamattina, scusa, io ti apprezzo molto, lo so che tu metti tutto solo al goliardia, però
non sono d'accordo con te. Allora, due considerazioni. Primo, io eviterei di portare i tuoi figli a quella stupidata e quella carnevalata che è Halloween. Ma perché dobbiamo farci colonizzare da un'usanza straniera, un'americanata che non fa parte della nostra cultura, della nostra storia, delle nostre tradizioni? Una volta si andava c'era la pietas per i morti, si facevano i dolcetti in casa, c'erano altre tradizioni. Adesso questa americanata che non fa parte della nostra cultura, perché ce la devono imporre? Perché tu devi imporre questa cosa ai tuoi figli? E poi un'altra cosa, sul nonno che balla, non sono d'accordo con te. La morte, caro Sammy, è una cosa seria, non è una carnevalata. Io vieterei a quell'usanza del tutto italiota di fare gli applausi ai funerali, va bene? Questo solo in Italia succede. La morte è una cosa seria, non è carnevale. Grazie, è vero, è vero, è vero. Anche gli applausi ai funerali, la prima volta che li ho sentiti sono rimasto un po' lì. Dice, ma che cazzo applaudi? Che è morto? Siete contenti che sia morto? No, si applaude il morto, ma anche la frase, sinceramente, che dicono tutti, in primis Matteo Salvini, e la prima volta che l'ho letta mi ha lasciato di stucco, buon viaggio. E a me non piace sta frase buon viaggio, sembra per dire vattene pure, buon viaggio, non lo so, però capite come ci sono vari modi di intendere la morte. Stiamo parlando di quel nonno in provincia di Treviso che si è messo a ballare davanti alla bara del nipote perché andavano sempre a ballare in discoteca insieme. È un modo di esorcizzare la morte anche la notte di Halloween, e qui potete essere d'accordo o non d'accordo, è un business che sta diventando importantissimo, mai come adesso. Guardate sui social, ci sono pubblicità di aperitivo o di cena con delitto, e costa, ragazzi, non costa 20 euro la cena con delitto. L'escape room dove Sammy Varin rimane perennemente chiuso, mi devono venire a cercare, e i vari aperitivi adesso li fanno anche in nave, in barca, l'aperitivo per immigrati, diceva, fa lo spiritoso. Sentiamo ancora un po' le vostre voci. No, ma va bene, ragazzi, assolutamente. Chi è d'accordo, chi non è d'accordo, non vi vestite da vampiro questa notte, fa niente. Io metterò comunque il lumino fuori da casa mia, anche per tutti i gattini che sono morti, andati sotto la macchina, mi passa da uno stradone proprio davanti, e sono sepolti nel mio giardino, e questa notte saranno tutti lì fuori a fare miau miau, e gli lascerò anche qualcosa da mangiare e da bere. Scherzi a parte, non solo gli animali, ma gli umani questa notte cercheranno di mettersi in contatto con noi, e non è Halloween, è semplicemente un ricordo dei morti che non moriranno mai se noi continuiamo a ricordarli. 0292947222. Pronto? Caduta linea, ne prendiamo un'altra. Pronto? Buongiorno signor Sammy. Ciao. Buongiorno. Ciao. Lisetta. Allora, Ciao. l'argomento è sempre libero, vero? È naturale, libertà. Allora, una cosa seria. Della mafia, perché non basta parlarne, occorre farlo correttamente. E allora, cosa ha detto Nando Dalla Chiesa, che è figlio naturalmente del generale Dalla Chiesa trucidato, lo sappiamo da chi, docente di sociologia della criminalità organizzata dell'Università di Milano, ha detto che non basta più solo parlare di mafia, ora se ne parla anche, se non al suo vicino. E voglio terminare, la criminalità, signor Semmi, organizzata, fonda il suo potere sul controllo del territorio, perché conoscere il territorio significa conoscere anche i problemi privati delle persone e delle famiglie. Il mafioso sa ancora leggere nell'animo umano, purtroppo. Io la saluto e buona giornata anche a lei. Grazie, buona giornata. Dai che entrate in diretta chiamando 0292947222. Pronto? Mi senti, Sammy? Buongiorno. Ehi là, sono Walter, Friuli Venezia Giulia, ciao. Prego. Quello delle fave, giù a Pontina. Certo, sono ancora qui nella panza, buonissime. Pensa che le fave sono quelle che si usano proprio in questo periodo. Le fave dei morti. Grazie. Allora, volevo rispondere a Mario con tutta la simpatia, perché lo sento spesso. Tanto la morte non è una cosa seria, è un evento e fa parte della vita. Bisognerebbe tutti quanti accettarlo in un certo modo. In questo caso, questo nonno, io sono nonno,
ha fatto invece un grande gesto per il suo nipote, cioè quello di danzare, perché danzavano, sentivano la musica, e questo è un bellissimo ricordo e secondo me invece va apprezzato. Altra cosa sul fatto di Halloween, anche lì Mario si arrabbia ogni volta sulle tradizioni nostre, eccetera, eccetera. Vabbè, noi dovremmo veramente arrabbiarci sul discorso delle moschee, sul discorso dell'islamismo, sul discorso, diciamo, dell'occupazione, della colonizzazione che stiamo subendo, parlare molto più di leghismo invece che andare contro o a favore oppure a sfavore, eccetera. Parlare molto di più e guardare tutti noi anche quello che succede in televisione con l'Epicerno, con i vari comunisti, con i Parenzo o compagnia cantante, accorgerci di più di quello che ci sta accadendo intorno, compreso questo fatto di Cantù. Noi qui poi a Monfalcone questo problema ce l'abbiamo con i vari bouconate che fanno i simpatici, ma che poi si sa perfettamente che ci vogliono colonizzare. Quindi Halloween è un fatto economico e lasciamolo perdere, perché, come dire, le epoche sono finite. Noi abbiamo i bambini qua che vengono la sera di Halloween e vogliono le caramelle, ed è anche bellissimo vedere questi gruppetti di bambini che passano vicino alle case con le mamme vestiti così, insomma, trovo che sia anche una festa dal punto di vista sociale anche apprezzabile. Grazie. E certo, il problema è capire, ma allora li facciamo uscire a fare Halloween oppure no? Sammy Varin si deve mettere il mantello da vampiro questa sera, girando per Cassano Magnago in provincia di Varese con un lumino in mano, oppure deve fare la persona seria? 0292947222. Pronto? Sono Gianni da Genova. Ciao Sammy. L'importante è che si cerchi di cambiare registro a livello anche della dirigenza della Lega, perché qui sta prendendo una piega la situazione sempre più grave. Qua in Liguria il 54% della popolazione non è andata a votare. Cioè in Liguria, che è sempre stata una terra che è sempre stata pronta quando c'erano, diciamo, le elezioni per andare a votare, per esprimere il suo giudizio. Quindi la pochezza della politica, altro che buona politica, sta portando il paese alla rovina. Quando Giulio ha fatto l'intervista a Giacomo Chiappori, un esponente importantissimo della Lega che è stato un commesso del dimenticatoio, ha fatto un'analisi sulla Liguria eccellente. Fatevi un giro sul sito radiolibertà.net, sezione podcast, e riascoltate le trasmissioni del nostro condirettore Giulio Cainarca. Non fa più la rassegna stampa, ma fa un approfondimento importantissimo che si chiama Auto da Fe, la mattina intorno alle 10. Chiaramente anche questa mattina arriverà dopo l'editoriale di Sallusti alle 9.30 e dopo il Bamba della settimana con Vittorio Feltri. 0292947222, ma prima qualche messaggio. Luca: caro Sammy, quindi anche il piano regolatore non lo faranno più i comuni ma direttamente i giudici? Magari giudici islamisti? Sempre più convinto che prima che si abbandona l'italico Stato prima si starà meglio. Chiaro, ma anch'io ero convinto, ma poi ho perso le speranze. Ma se Elkann è già venuto in Italia e ha parlato con Mattarella e capo dei carabinieri senza le altre istituzioni, Mattarella e le sue schiere di giudici nel suo complice silenzio fa molta paura, perciò non si nomina e non si fischia. Ma mica tanto silenzio Mattarella, ne ha dette di cosettine, e che pochi giornali hanno messo in prima pagina quello che ha scritto su chi non vuole i clandestini. Buongiorno Varin, riguardo la costruzione della moschea, ricordo che tempo fa su Radio Padania, sulla sigla di un famoso programma, si sentiva la voce di un signore musulmano che avvertiva tutti che prima o poi le loro usanze e la loro cultura ci avrebbe sopraffatto. Bravo Paolo da Valenza, era la sigla della trasmissione di Matteo Salvini, che era in diretta su questa radio dalle 9:30 ascoltando le vostre telefonate. E Matteo Salvini è presente anche con una bella frase: noi non vogliamo i clandestini, nella canzone che qualche annetto fa ho cantato io. Pensate un po', Sammy Varin ha anche cantato una canzone intitolata La Padania, la trovate su YouTube, se siete coraggiosi andatela a cercare. C'è questa notizia da diffondere per difendere i 150 lavoratori che stanno per essere licenziati da Bistroni multinazionale, perché vuole guadagnare di più, chiude in Italia lasciando 150 famiglie in strada e disloca in Cina.
E allora, lo ribadisco, lo disco riba, grazie Sammy, che se ci sei, aspetto Pierluigi, poi metto la maschera. Ah, Pellegrin, certo. Grazie Elisetta, ti porterò a ballare. Oh ragazzi, e questo porta a ballare tutti quanti. Ciao Sammy, prendete la vita come la morte e la morte come la vita. Un bel casino. Su questo sono d'accordo. Ok, gli applausi ai funerali è roba da terroni. Ma non lo so, adesso non scherziamo, ai soliti, sì, siamo Radio Radicale, noi, la radio parolaccia. No, non scherziamo, però è una roba che un pochino urta, qualcuno viene urtato anche dal nonno che ha ballato davanti alla bara del nipote. Cerchiamo di ricordare i nostri morti, la festa americana è il compleanno di Satana, qualcuno lo sa? Pronto? Pronto, sono io? Ciao, buongiorno. Buongiorno, Berencaro in Subrico da Roma, saluti. Mando un messaggino, stavolta ho provato a telefonare. Bravo. Un po' se riesco, qualcosa. Allora, è una roba semplicissima, è vero, la morte non è la vita non è la morte, è una canzone che hanno fecero sentire al film Il nome della rosa, molto carina come canzone, però il discorso è che è solo un passaggio, ma le anime comunque restano dalla nostra parte, per cui non c'è questione di tornare indietro, quella è una festa, Halloween è una festa celtica, è andata avanti per 300-400 anni come tradizione per un popolo enorme, perché comunque anche se non ci ha lasciato niente di scritto, ne parlano fiordi storici romani, per cui l'impronta c'è stata e quindi va rispettata. Poi da noi è diventato tutto un commerciale, ma se uno parla con coetanei dei nostri figli americani, è tutta diversa in America, in Inghilterra, loro la vivono in modo molto diverso, non è una carnevalata come da noi, abbiamo il carnevale e ce lo teniamo. Loro hanno Halloween, ma non è una carnevalata, la sentono molto di più. Loro brindano, loro hanno i dolcetti dei morti, loro hanno i biscotti a forma di teschietti. È una roba che da noi non è che non ha attecchito, è partita male. Grazie, bisogna spiegarlo ai nostri figli che festeggeranno Halloween questa sera, che cos'è Halloween, che cos'è la festa dei morti, che cosa significa ricordare i morti e tutto quanto. Certo, anche la festa celtica, Samonios, oggi alle 18:30 al Museo del Tessile di Busto Arsizio si pagano 10 euro, quindi è anche una festa commerciale, ma si mangia, si beve, i balli dei Jandis, danze irlandesi, li salutiamo, vecchi amici di questa radio. 0292947222. Questa volta non sono d'accordo con Mario, ognuno saluta come vuole. Allora chi canta canzoni del cantante preferito del defunto va bene. Pietro, vai con la telefonata. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, per quanto concerne Halloween, ci stupiamo, qualcuno si stupisce perché c'è Halloween, ma noi abbiamo preso, diciamo, i costumi americani, del resto la seconda guerra mondiale l'abbiamo persa. Vogliamo pensare brevemente a quello che si ballava negli anni 70, cioè la musica liscio? La musica liscio era popolarissima 40-50 anni fa, adesso praticamente è soltanto di nicchia. Comunque non era di questo che volevo parlare. Allora, ci stupiamo del comportamento dell'Elkan, ma l'Elkan rappresenta pari pari l'atteggiamento della finanza del terzo millennio. Non è come 40-50 anni fa dove la finanza era legata alla produzione. Oggi la finanza è legata alla commercializzazione dai servizi. A chi fa finanza, le grandi industrie, dall'automotive a tutto il resto che ci gira intorno, l'elettrodomestico e quant'altro, non interessa assolutamente dell'operaio. La finanza pensa soltanto al profitto. L'operaio è un costo, soprattutto in Occidente, e quindi si è spostata dove il costo del lavoro non costa praticamente niente e l'Europa vogliono trasformare l'Europa, e ci stanno riuscendo, da una zona, da un'area di produzione ad un'area di commercio, perché è molto più conveniente. Se la gente non riesce a capire questo, siamo spacciati ragazzi, e questo io penso che sia proprio il momento giusto per far capire alle persone che questa Europa non è a misura d'uomo, ma è semplicemente a misura di finanza, e la finanza
la finanza è contro l'uomo. Grazie. A proposito, chiudiamo con il messaggio di Silvio da Torino. Stellantis come Hamas tiene pochi stabilimenti italiani con gli operai come ostaggi per chiedere soldi all'Italia. Dovrebbe fare piccolissime auto elettriche per la città, le altre auto tutte a combustione, dice Silvio da Torino. L'ultimissima chiamata, pronto? Sono io? Prego. Sono Emilio, telefono dalla provincia di Como. Ciao. A proposito della festa di Halloween, penso che è una grande americanata, perché diciamo che la morte è una cosa seria, i morti vanno ricordati in altro modo, anche perché poi San Francesco chiamava la morte addirittura la sorella, perciò fare così dell'ironia, perché la morte fa parte della vita. Grazie Semi, ti auguro buona giornata. Grazie, buona giornata a te. Mancano ancora altri WhatsApp, mi sento in colpa ma non li butto via. Io alle 11 ritorno con Potere al Popolo e la prima cosa che farò, leggerò i vostri WhatsApp che possono ancora arrivare al 340 6709 659, oltre che ascoltare gli ospiti delle 11, la senatrice della Lega Erika Stefani, e poi per il Focus Marche il capogruppo della Lega Marche Renzo Marinelli. Grazie, a più tardi.